Martedì 18 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi sentiremo i consigli per un'estate sicura a mare dalla Guardia Costiera, parleremo anche di sicurezza sulle strade e poi del fatto che arriva Caronte, ce ne stiamo accorgendo, da domani in particolare sono previsti addirittura 40 gradi e non è che l'inizio. È una notizia delle ultime ore però, un incendio è scoppiato nella discarica di Bellolampo a Palermo a prendere fuoco una parte dei rifiuti che si trovano nella settima vasca e sul posto quindi sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, decine di uomini dell'azienda. Dalla montagna di spazzatura in fiamme si è sollevata inevitabilmente un'alta colonna di fumo. A rendere più complicate le operazioni di spegnimento è stato il vento. Dicevamo del Mediterraneo, tomba di migranti, ne parliamo da ieri sera, 2 tragedie in poche ore. Una barca a vela si è ribaltata al largo della Calabria e un'altra tragedia a Lampedusa, dove è arrivato un barcone con 10 cadaveri nella stiva. Il sindaco Mannino ha detto è uno strazio e intanto il mare calmo agevola nuove partenze dal Nord Africa e dalla Turchia verso le nostre isole. Morti, naufragi e dispersi. Il Mediterraneo si conferma tomba di migranti. Bilanci pesantissimi ed ancora parziali per 2 viaggi della speranza conclusi in tragedie. Dietro il business milionario ci sarebbero direttrici diverse, Nord Africa e Turchia. E sarebbe salpata proprio dalla Turchia la barca a vela con a bordo un'ottantina di migranti che si è ribaltata al largo di Roccella Ionica in Calabria. Il cadavere di una donna è stato recuperato dalla Guardia Costiera. 11 i naufraghi soccorsi tra iracheni, iraniani, afghani e siriani e ben 66 dispersi, tra cui 26 bambini. Incessanti le operazioni di ricerca nel tratto di mare dove si è consumata la tragedia. E a Lampedusa invece è arrivato il barcone soccorso dalla nave ONG Nadir al largo delle coste libiche, divenuto trappola mortale per 10 extracomunitari estratti da una botola nella stiva dell'imbarcazione. Sono tutti uomini dai 18 ai 30 anni, dai tratti somatici riconducibili al Bangladesh o al Pakistan. Al molo del porto dove è avvenuta l'operazione anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che ha continuato a ripetere è uno strazio, è uno strazio. Sempre al molo Favarolo è arrivata una motovedetta della Guardia di Finanza con a bordo altri 55 migranti, tra cui 10 donne e 14 minori, tra i piccoli anche un neonato di 1 mese. Altri arrivi a Pozzallo e il mare calmo agevola altre partenze. Notizie siciliane, adesso via libera alla nomina dei manager della sanità, quasi tutti i commissari straordinari diventano direttori generali e dovranno abbattere le liste d'attesa entro 1 anno, pena il licenziamento, ma la giunta regionale fa un'eccezione e non nomina il vertice dell'azienda sanitaria di Catania. È il giorno dei nuovi manager della sanità in Sicilia, o meglio della trasformazione in direttori generali, dunque manager, dei commissari di ASP e ospedali dell'isola, nominati circa 6 mesi fa, ma mai contrattualizzati e insediati proprio e soltanto come commissari. Così come era stato deciso in un vertice di maggioranza riservato di 2 mesi e mezzo fa, le nomine sono arrivate soltanto dopo le elezioni a ridosso dell'estate. Tutti confermati alla guida di ASP e ospedali, o quasi, ad eccezione di Giuseppe Laganga, Senzio dell'ASP di Catania. L'azienda viene provvisoriamente affidata al direttore sanitario Antonio Rapisarda in attesa di nomina. La Giunta ha anche approvato lo schema del nuovo contratto che sarà firmato nelle prossime 2 settimane dai manager. Da allora avranno 30 giorni per presentare un piano per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal governo, a iniziare dall'abbattimento delle liste d'attesa, così come voluto dal governatore. Il contratto prevede un monitoraggio trimestrale dello stato di avanzamento e una verifica annuale. Nel caso in cui fra 1 anno le liste non siano state ancora abbattute, il manager inadempiente decadrà dal suo incarico automaticamente, anche se il contratto è triennale. Fra gli elementi di valutazione obbligatori anche il raggiungimento del 100% degli obiettivi di spesa del PNRR Sanità. Sul fronte politico la scelta di non procedere alla nomina del manager di Catania tiene aperto il fronte della trattativa anche sul rimpasto in giunta, che sarà legato alle richieste anche nei posti di sottogoverno, a cominciare proprio dalla sanità.
Siccità e crisi idrica si fanno sentire sempre di più in Sicilia, pesanti ripercussioni sull'agricoltura per quanto riguarda gli allevamenti di animali e naturalmente anche il turismo. Ci sono le prime disdette dei turisti, in particolare nell'Agrigentino, e mentre pozzi e invasi si svuotano arriva Minosse che porta alla grande calura. In una Sicilia già assetata e su cui incombe lo spettro di Minosse, non il personaggio mitologico, ma la prima vera ondata di caldo, si acuisce l'emergenza siccità con gli invasi sempre più vuoti e le campagne sempre più arse. Per la penuria di precipitazioni sono a rischio non solo le produzioni di grano, pesche ed ortaggi, ma anche uva da tavola e fichi d'India, con i primi segnali di sofferenza che arrivano da San Cono. La carenza d'acqua rischia di avere conseguenze sulla dimensione del frutto e quindi sulla sua pezzatura. Il clima torrido sta per mandare in tilt anche l'uva, con perdite stimate del 30%. Intere zone della Sicilia, specie nel Palermitano e nell'Agrigentino, stanno pagando già un prezzo pesante e a risentirne non è soltanto l'agricoltura, rubinetti a secco nelle abitazioni private e non va meglio per il comparto turistico e sono esasperati gli operatori del settore. Con qualche difficoltà sicuramente riusciamo in qualche modo a non far percepire ai nostri clienti quello che sono le difficoltà di fare impresa in una terra anche un po' maledetta come la nostra. Ci troviamo in forte imbarazzo perché cosa possiamo dire? Non possiamo garantire noi per AICA, noi per il comune di Agrigento. E come ogni estate si ripropone l'emergenza incendi con le alte temperature e i terreni incolti che favoriscono pericolosi inneschi. L'ennesimo grido d'allarme arriva dai vigili del fuoco che da tempo sollecitano rinforzi ed attenzioni. Allo stato attuale non sono state aggiunte le squadre boschive né regionali né provinciali, così come era stato promesso, dovevano partire il 15 giugno, ancora non si sa nulla. Oltre a questo mancheranno altre 1200 unità perché il 24 giugno partirà un corso a caposquadra. L'anticiclone africano sta per irrompere sul Mediterraneo con temperature roventi che tra giovedì e venerdì potrebbero sfiorare addirittura i 40 gradi. Tutta colpa di Minosse, figura mitologica dell'inferno dantesco che porterà l'alito bollente del Sahara sulla Sicilia e su gran parte del sud Italia. Cominciamo a dare un'occhiata ai quotidiani, quelli siciliani in particolare, con Angelo Gagliano. Michele, stamattina partiamo dalla grande sete, come pubblica la edizione di Palermo di Repubblica. Questo è il titolo a proposito della grande emergenza che si sta vivendo. Eccola qui il titolo: agricoltori e allevatori siciliani in ginocchio per la siccità, in attesa dei soldi della regione scatta il mutuo soccorso, affare d'oro delle autobotti per le abitazioni e il turismo, dilagano gli abusivi e i pozzi sono senza controllo. Questo è la situazione, vedete, e poi c'è il caso, stop al lavoro nelle ore calde, accordo snobbato ancora, e sempre sulla prima pagina le norme della sanità, tutti idonei tranne l'indagato. E poi a proposito dell'emergenza che si vive in Sicilia nelle carceri, solo 10 agenti per 7 sezioni a Luciardone e allarme, così scrive, così pubblica stamattina l'edizione di Palermo di Repubblica. Allora andiamo nelle pagine interne a proposito del caldo e leggiamo che le colture sono capo, gli animali assetati, mutuo soccorso per resistere, agricoltori e allevatori in ginocchio per la siccità cercano di aiutarsi l'un l'altro tramite la solidarietà di categoria. Via libera ai 10 milioni stanziati per i foraggi e si cercano mini invasi, ce ne sono 30, ma l'acqua va trasportata. Questa è la situazione e qui, come vedete, ci sono ancora altre situazioni. Il lago di Piano degli Albanesi ridotto a poco più di uno stagno dalla carenza di piogge nei mesi scorsi. Vedete, questa è la foto, è impressionante davvero, questa è la situazione che viene descritta. E poi c'è l'altra faccia, cioè l'allarme che viene lanciato perché vengono sottolineati gli affari d'oro per le autobot e indagano anche e dilagano anche gli abusivi. I pozzi sono senza controllo. Il caso di una cisterna da 10 metri cubi arriva a 100 euro ad Agrigento, prefettura in campo contro il mercato nero. Quindi la situazione è davvero al
al limite. E poi l'altra notizia dalla prima pagina che leggiamo: pochi agenti in carcere, solo 10 per 7 sezioni, le ferie sono a rischio, a Lucerdone mancano 100 poliziotti, all'Istituto Malaspina situazione difficile per la convivenza tra giovani detenuti italiani e tunisini. Abbiamo più volte parlato di quella che è l'emergenza nelle carceri italiane. E poi vedete ce ne siamo occupati poco fa, i manager delle ASP e degli ospedali, la sanità, tutti idonei tranne un indagato, ora verifica e piano sulle liste d'attesa, la giunta Schifani è pronta a cacciare i dirigenti qualora i risultati richiesti non venissero raggiunti, dunque hanno un mandato con un obiettivo da centrare. Questo per quanto riguarda l'edizione di Repubblica a Palermo. Adesso diamo la prima pagina intanto della Sicilia. E ci sono diverse notizie sulla prima. Torna anche la Sicilia sulla sanità siciliana, nominati direttori generali, unica casella vuota l'ASP di Catania, e poi vedete la fotonotizia con il titolo Destino crudele, strage di migranti al largo di Sicilia e di Calabria, oltre 70 tra morti e dispersi. Tra le vittime ci sono anche 26 bambini. Questo è la nuova tragedia che è venuta in mare. E poi sono anche altri fatti, la politica, ad esempio, decontribuzione, il Sud tradito ora chiede di più, a 12 giorni dalla scadenza della misura, CGIL, UIL e anche Svimez incontrano la Commissione dell'Unione Europea. Poi, a proposito di Europa, la von der Leyen vicina al bis anche senza i voti della Meloni, la Premier prova a rilanciare i giochi che si stanno facendo, le strategie a livello europeo, l'allarme siccità anche, vedete, sulla Sicilia, isola in stress idrico, Catania come Libia, e Coldiretti invoca l'esercito nel Nisseno. E ancora dalla prima pagina della Sicilia, il rogo di Vittorio, l'autore della strage resta in carcere, può ripetere il tentativo di fuga. E poi vedete a Pietraperzia uccise la suocera perché la vessava, pena mite alla nuova 9 anni e 9 mesi. Ma vediamo anche qualche richiamo dalla prima, vedete Toscano, il nuovo allenatore, ieri la firma, oggi sarà presentato, poi il via al mercato, ecco i primi nomi, questo per dare un riferimento sportivo dalla prima pagina. Torniamo allora a quanto abbiamo letto sulla Sicilia in prima. È stato un grave errore strategico lo stop alla decontribuzione del Sud, scadrà il 30 giugno, ci sono le proteste come abbiamo detto di CISL, UIL e Svimez, ne parleranno oggi in Commissione all'Unione Europea. E poi vedete ancora dal 1 luglio costo di 152 euro in più al mese e di 2.130 euro all'anno, si può chiedere la proroga con la norma ordinaria sugli aiuti di Stato. Restiamo sulla Sicilia e la sanità, nominati direttori generali, Schifani a battere le liste d'attesa, resta senza manager l'ASP di Catania, continuità assicurata dal direttore sanitario. C'è un contenzioso, ponte, class action, 104 ricorrono contro lo stretto di Messina. Questa è la vicenda che riguarda chiaramente il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Poi ancora i migranti oggi trovano spazio non solo sui quotidiani regionali ma anche su quelli nazionali, davvero sulle prime pagine. Migranti, una doppia tragedia, oltre 70 morti e dispersi, nella prima barca c'erano anche 26 bambini, altri migranti trasferiti a Lampedusa, i naufragi in Calabria, al largo di Malta, in acque SAR. Questa è la situazione. E poi i numeri, una media di quasi 5 vittime al giorno dall'inizio dell'anno, e sono veramente numeri impressionanti. Leggiamo ancora la strage di Vittoria, il pericolo di fuga esiste ancora, resta in carcere l'autore, il figlio che ha incendiato la casa dei genitori, il rogo di Vittoria, il GIP di Ragusa dispone la custodia cautelare per il giovane tunisino. E
Adesso invece andiamo alla pagina di Catania della Sicilia, il modello San Berillo contro i crolli. Come è successo nel quartiere, il comune dovrebbe diffidare i privati che non fanno la manutenzione negli edifici abbandonati. Il cedimento del tetto dell'ex cinema Minerva in via Orto del Re impone degli interventi per evitare dunque che ci possano essere anche delle conseguenze. Fra poco ci occuperemo di sport in maniera più dettagliata, ma intanto siamo alla prima pagina della Gazzetta del Sud. Dalla Calabria a Lampedusa, strage di migranti, questo è il titolo. Nel canale di Sicilia, soccorse 51 persone, erano su un natante in difficoltà, a bordo trovati 10 cadaveri, 60 intanto sono i dispersi, 26 bambini per il ribaltamento di una barca a vela al largo di Roccella Ionica, 11 superstiti, recuperati anche 7 corpi. È veramente una strage continua. Poi ancora la von der Leyen verso il bis, Fari su Meloni alla guida della Commissione dell'Unione Europea, Polonia e Germania, numeri ok, non c'è bisogno delle destre, e quindi in questo momento la Meloni, come vedremo poi più avanti, sta studiando come fare per rientrare in questa partita politica, non solo nel messinese. Insomma, da domani e quella di oggi sarà la notte prima degli esami, domani la maturità, i ricordi della notte, come detto, prima degli esami. Anche qui alla Regione ratificate le nomine dei manager, la Ganga indagato per Nemo Sud non è stato confermato all'ASP di Catania. Abbiamo detto che ci saremo occupati anche di sport, allora partiamo con la pagina sportiva dal Palermo, perché si continua a discutere del futuro di Brunori. Lecce, Pisa e Sassuolo sono messe in fila e sono le pretendenti di Brunori. Il bomber rosanero è praticamente rotta con il club, il feeling con i tifosi è finito dopo una frase mai smentita, il sogno per la Serie A dove lo vorrebbero anche Empoli e Genova. Ma intanto a Catania oggi è davvero il giorno di Toscano, ha già firmato, scrive il collega Giovanni Finocchiaro, l'abbiamo già anticipato anche ieri nei telegiornali della sera, l'annuncio ci sarà nella giornata di oggi e anche la presentazione, riunione Fiume con i dirigenti negli uffici del Massimino, nel primo pomeriggio è prevista la conferenza stampa, poi scatterà quello che è il mercato per quanto riguarda la fase estiva. Il Cannibali, così è soprannominato, porterà con sé il vice allenatore Napoli, il preparatore atletico Andrea Nocera, Vanzetto resta nello staff rosso-azzurro. Insomma, diciamo che ci possiamo anche fermare qui per quanto riguarda lo sport siciliano e poi ci troviamo fra poco con i quotidiani nazionali. Perfetto, quindi facciamo una breve pausa, rimanete con noi e tra pochissimo la stampa nazionale. Buongiorno Sicilia. Riprendiamo con una notizia di poco fa che riguarda le scuole private di cosiddetti diplomifici. Un piano straordinario di vigilanza è stato elaborato e portato a termine dal Ministero dell'Istruzione contro appunto i diplomifici. I controlli hanno riguardato 70 scuole paritarie di secondo grado in Sicilia, in Campania e nel Lazio. Per 47 di queste, nelle 3 regioni, le direzioni scolastiche regionali hanno già avviato le procedure per la revoca della parità, quindi non valgono più come scuole paritarie. Il ministro Valditara, molto severo, ha detto non ci sarà nessuna tolleranza verso chi non rispetta la legge. E certamente stamattina a TG Sicilia e anche a Sicilia 24 approfondiremo questa notizia. A te Angelo per la rassegna stampa nazionale. Partiamo da Avvenire stamattina che ha in primo piano e in prima pagina quelle che sono poi le notizie di oggi. Intanto quello che succede in mare, 10 cadaveri, 66 dispersi senza soccorsi, un mare di morti, questo è quello che scrive il quotidiano dei vescovi italiani. Trovate vittime sotto coperta al largo di Lampedusa, il naufragio nello Ionio di un veliero che arrivava dalla
dalla Turchia. Fra gli scomparsi ci sono 26 bambini. E poi ancora, vedete, Unione Europea bis senza Meloni, è quello il tema politico europeo. È vicina l'intesa per la riconferma di von der Leyen e Metsola. Il blocco dei paesi conservatori frena su un possibile ruolo della Premier. Lei prende tempo, vediamo se sono autosufficienti. Questo sul quotidiano Avvenire, che è il giornale, abbiamo detto, dei vescovi italiani. Allora andiamo a vedere anche gli altri quotidiani cosa scrivono. Il Corriere della Sera, ad esempio, Europa ancora senza accordo, quindi qui c'è una visione un po' possibilista per quelle che possono essere gli interventi della Meloni, le nomine Meloni, no a pacchetti preconfezionati, gelo con Macron e Scholz, che sono quelli che di fatto stanno osteggiando di più la Meloni. Vertice dei leader sul futuro di Commissione e Parlamento. Giorgia, dice Tusk, la maggioranza c'è già e quindi non ci sarebbe bisogno della Meloni. Poi dall'Europa arriva una notizia che riguarda il matrimonio fra ITA e Lufthansa. C'è il sì di Bruxelles, i vincoli dell'Unione Europea su tratti anche scali. Quindi si può fare questo matrimonio, ma a determinate condizioni e a determinate, insomma, sono imposte alcune tratte e alcune situazioni che magari andranno lette nelle pagine interne. L'attacco nel Grillo, vedete, Conte, meno voti di Berlusconi da morto, sono le parole di Beppe Grillo, l'attacco nel suo spettacolo al presidente del Movimento 5 Stelle. E poi Zaia, parleremo al Sud per far capire l'autonomia, si discute delle riforme in corso al Parlamento, premierato e autonomia regionale separata. E poi vedete anche qui sulla prima pagina Fon del Barcone, strage di bambini vicino alla Calabria, altre 10 vittime in Sicilia. E i Fincantieri, il biglietto di addio, trovato senza vita il generale Graziano. E la fotonotizia di oggi invece ci riporta agli idoli, ai nuovi idoli anche dei ragazzi di oggi. Il cantante tra gli aspiranti rapper nel centro di Don Burgio, Mahmood, lezione in comunità, ragazzi non mollate mai. Questa insomma la foto con i ragazzi che seguono evidentemente l'esempio di chi in qualche modo è riuscito, no? Poi a raggiungere il successo. Sulla Stampa, la strage senza fine dei bambini migranti su una barca a vela al largo della Calabria. Ci sono 66 dispersi, 26 sono bambini, il governatore un pugno nello stomaco. E poi ancora Ursula bis, la sfida di Meloni, il Partito Popolare e i socialisti, noi conservatori, la Premier, siete autonomi, vediamo i voti in Parlamento, questa è la sua osservazione. E come vedete poi il pragmatismo delle donne, sono tutte quante messe assieme, la von der Leyen, la Meloni, la Le Pen e dall'altra parte anche la Metsola. Quindi questa è, diciamo, le donne che guidano in qualche modo, le leader in Europa sono loro. Questo per segnalarti poi e segnalare ai nostri telespettatori a casa che c'è uno smacco, che Macron, un ulteriore smacco fatto alla Meloni. Scurati di Francia, lo schiaffo di Macron, è stato nominato cavaliere e quindi continua ancora in qualche modo. Mentre da noi non è andato in Rai, no? Esattamente, quindi c'è questa sorta di braccia di ferro, se vogliamo chiamarla così. Poi la Repubblica, l'Unione Europea scrive, a proposito dell'Unione Europea, la ritirata di Meloni, così ha deciso già. Scrivono praticamente da Repubblica. La leader di Fratelli d'Italia si sfida dalle trattative, snobbata da popolari e socialisti, rischia la fuga dei conservatori verso Le Pen. Alla cena tra i capi di governo affiorano i veti incrociati sulle nomine all'Unione Europea. Insomma, Tusk al socialista Costa dice come presidente non va bene, quindi slitta al prossimo Consiglio Europeo la conferma di von der Leyen. Questo è dunque il nodo della situazione. Ma anche qui, come possiamo leggere, al largo della Calabria, vedete, migranti, la strage dei bambini. Questo è il titolo scelto con la fotonotizia da
Repubblica. Poi ancora la maturità, le paure dei giovani alla vigilia dell'esame, che ne sarà di noi? Questo è, diciamo, il pensiero di questi ragazzi che si avviano a vivere l'ultima notte prima di cominciare questa avventura. Poi gli europei di calcio che vanno avanti, la Francia soffre ma batte l'Austria, Mbappé ha avuto un brutto infortunio, si è rotto il naso, viso sanguinante ieri per l'appunto del campione francese. E anche in prima pagina comunque viene richiamato il lutto grave, Fincantieri, addio a Graziano, l'alpino che ha perso la guerra col dolore, la riflessione nelle pagine interne. Vediamo anche il Sole 24 Ore, fisco, il conto del concordato, redditi su anche di 8 volte per gli evasori, quindi è una considerazione. Le partite IVA, prime simulazioni ufficiali sulle richieste di contribuenti per l'intesa con lo Stato, perché in linea incrementi minimi, esentasse tutte le entrate aggiuntive. Insomma, bisogna capire se si farà questo accordo, se non si farà questo accordo, questo concordato, se si riuscirà a portare avanti. Poi farmaci, l'intelligenza artificiale accelera la scoperta di molecole, quindi dall'intelligenza artificiale potrebbero arrivare risorse importanti e un aiuto importantissimo per la salute di tutti noi. Siamo al Giornale. Toti va avanti, niente dimissioni, intervista legale del governatore, anche qui come possiamo vedere e leggere, naufragio di migranti, dispersi 66 persone, Ursula bis, anche il Giornale scrive, la Meloni frena, il risico a Bruxelles, veti sull'appoggio dei conservatori, trattative in salita, la Premier no accordi preconfezionati. E poi ancora perché a questa Europa serve un governo di unità. C'è la data delle nozze di Ita Lufthansa, manca ancora comunque l'ok, suicida il generale Graziano, perso senza mia moglie, il dolore lo ha praticamente portato a questo gesto terribile. Adesso il Fatto Quotidiano, passate le elezioni, Meloni invia i supermissili a Kiev, guerra senza limiti, la NATO vuole più testate nucleari in Unione Europea, pronte anche all'uso. Ieri no, oggi sì. Oltre al SAMP-T, ecco il nono pacchetto. Roma manderà gli Storm Shadow, tutt'altro che difensivi, gittata fino a 300 km anche in Russia. L'alleanza intanto aumenta le atomiche in Europa. Non è solo la Meloni che invia i supermissili, se possiamo permetterci, la NATO. Sono già arrivati e a Kharkiv le cose sono cambiate da quando sono arrivati, diciamo, gli armamenti di caccia sono arrivati dagli Stati Uniti. Esatto. Adesso leggiamo anche la prima pagina dell'Unità. Altra strage di Stato, scrive, 60 morti, 26 bambini, vi bastano? È provocatoria questa domanda che arriva dall'Unità e qui c'è la foto che abbiamo già visto su altri quotidiani. Intanto USA, Russia e Cina, il triangolo che può fermare la guerra e quindi c'è qualche speranza che si possa trovare un accordo. Gay Pride e G7 meloniano vanno in scena gli opposti, riflessione praticamente su quanto accaduto nel fine settimana passato. Sul Libero, per colpire Meloni boicottano l'Italia, la sinistra e le nomine in Unione Europea, trattativa a Bruxelles, il Premier frena l'intesa che ci escludeva dai ruoli chiave proprio dell'Unione Europea e intanto l'opposizione rema contro a colpi di dossier, elettori ignorati, via libera europeo, la legge ammazza agricoltura e anche di questo si parla nelle pagine interne dei giornali questa mattina. Siamo sul Riformista. Ora si balla sul serio, dal successo di immagine del summit alle nomine europee, la comunicazione è buona se porta a casa risultati politici, l'irrilevanza di un G7 senza drammi. Questa è la firma di Fabrizio Tassinari a proposito del vertice che c'è stato in Italia. Adesso leggiamo anche il Manifesto, una doppia strage nel Mediterraneo a proposito di quanto accaduto in mare ancora una volta, e poi l'inchiesta della BBC accusa Grecia, migranti buttati in mare.
vengo anch'io, il titolo con fotografia, vedete? L'accordo europeo per il bis di von der Leyen e i top jobs esclude Meloni, ma lei spinge per entrare, punta a rinviare le decisioni a dopo le elezioni in Francia e mette sul piatto i voti segreti per la Commissione, quindi strategie da seguire a livello europeo. Chiudiamo stamattina con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Si giocano gli europei, non possiamo chiaramente non fare un riferimento, vedete il volto insanguinato, Mbappé che botta, i blues vincono su autogol ma perdono però il fuoriclasse che si è fratturato il setto nasale, e poi l'Italia che cambia, Spalletti studia le mosse anti-Spagna, si gioca, lo ricordiamo, giovedì sera. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa di oggi, tra poco il meteo e poi parleremo della sicurezza in mare per i natanti e anche per noi bagnanti, avremo i consigli della Guardia Costiera. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà l'alta pressione dominante sul nostro territorio, seppur con qualche nuvola che transiterà nella seconda parte della giornata sui settori alpini occidentali. Sulla Sicilia dunque avremo condizioni di stabilità con sole protagonista, cielo sereno e terso, al più di tanto in tanto sarà possibile anche il passaggio di qualche lieve velatura. Ventilazione debole, a tratti moderata nelle aree interne, ma con temperature massime diurne che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per la giornata di mercoledì. L'alta pressione dominerà ancora una volta la scena meteorologica con ampi spazi soleggiati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Temperature massime diurne che qui saranno invece in aumento, localmente si sfioreranno i 37-38 gradi. Dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Ecco, sì, è arrivata la notizia per cui l'incendio di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione nella discarica di Bellolampo a Palermo è stato spento, quindi erano fiamme alimentate dal vento dello scirocco, lì è pieno di una montagna di spazzatura, sono state impegnate 6 squadre per tutta la notte di vigili del fuoco e adesso la soluzione è arrivata, il rogo ha interessato la telatura di una vasca in fase di riempimento, però naturalmente ora che si è risolto l'incendio ci si preoccupa che ci possa essere nell'aria, nell'atmosfera, si possa diffondere diossina. Noi adesso cambiamo argomento, abbiamo un ospite, cui diamo il benvenuto, il comandante Marco Ferreri, che è il capo della sezione operativa della Guardia Costiera di Catania. Loro sono molto attivi e dobbiamo essere grati per tutti i consigli e suggerimenti, ma anche per le cose pratiche, direi soprattutto per garantirci a noi bagnanti, a noi che facciamo piccole cose con imbarcazioni, un'estate sicura. C'è anche un numero blu, è vero, che è il 1530, non tutti lo conoscono, anch'io stamattina l'ho appreso per la prima volta, c'è il 1530, si può chiamare per qualunque necessità, naturalmente per chi fa il bagno, per chi è in spiaggia, eccetera. Un'azione meritoria la vostra, che fate, rinnovate ogni anno, no? Assolutamente, la Guardia Costiera è impegnata ovviamente tutto l'anno a salvaguardia della vita umana in mare, un impegno che ovviamente nel periodo estivo diventa più importante proprio perché c'è una moltitudine di persone che comincia a frequentare le spiagge sia dal mare appunto come bagnanti che diciamo dalla parte nautica e quindi del diporto. Il numero blu è importantissimo, è il 1530, ma ricordiamo anche il numero unico d'emergenza, l'112, per tutte quelle che sono sia le emergenze in mare che le emergenze comunque collegate alla centrale unica di risposta. Da qui risponde direttamente la sala operativa dell'aeroporto di Catania, che coordina i soccorsi di tutti i 650 km di costa della Sicilia orientale, quindi pensiamo dalle isole Eolie fino al lungomare di Scoglitti. Quello che è l'impegno della Guardia Costiera durante l'estate sarà, soprattutto per quello che riguarda la direzione marittima di Catania, un impegno di ben 40 unità tra navali e aeree tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre. Questo appunto per garantire che... un impegno davvero importante.
importante, davvero assolutamente, che tutto possa venire significativo. in sicurezza e quindi... Allora, cominciamo a dare dei suggerimenti, cominciamo proprio dall'inizio, cose basiche che uno dice, ma io so tutto. No, non è vero. Non si Per sa mai esempio in tutto. spiaggia che cosa dobbiamo ricordarci in particolare? Quando ancora siamo lì, non abbiamo ancora messo piede nell'acqua. Assolutamente, intanto quello che noi raccomandiamo sempre è quello che in mare l'utilizzo sempre di prudenza e buonsenso, che sono gli atteggiamenti che certamente ci possono tenere lontani da quelli che sono i pericoli, e poi il rispetto delle regole. Quando arriviamo in uno stabilimento balneare, per esempio, la prima cosa è che noi vedremo appesa l'ordinanza di sicurezza balneare. L'ordinanza contiene tutti quelli che sono i comportamenti che si devono seguire, per esempio un bagnante che poi si appresta a entrare in acqua, tolto il fatto che lo deve fare dopo aver mangiato, debba essere passato almeno un'oretta, poi dipende da quello che si è mangiato, dico, ovviamente da buoni siciliani, ecco, conosciamo il tipo di pranzo al mare, quindi forse è meglio lì aspettare un po' di più, esatto. Un po' più di tempo. Però tolto quello, ecco poi l'importanza per esempio di tenere la fascia della balneazione, che è quella dei 200 metri, 200 e la vedremo metri. limitata da delle boe, che sono delle boe rosse. Sapremo che quelle boe significano oltre quel segnale io bagnante non posso devo andare, perché oltre quella fascia c'è un'ulteriore fascia di 100 metri, una fascia di rispetto, e dai 300 metri poi iniziano le unità da diporto. Quindi per evitare la commistione, Ecco quindi perché. il pericolo per i bagnanti stessi, mantenersi all'interno di quelle boe rosse vuol dire stare al sicuro. Purtroppo recentemente c'è stata una sciagura di questo genere e Episodio chi nefasto. era alla guida di questo mezzo ha detto io non mi sono accorto di nulla, non ho sentito neanche purtroppo il rumore di quella persona che purtroppo ha perso la vita. Quando non bisogna fare il bagno, comandante? Non bisogna fare a bagno appunto se si è consumato un pasto particolarmente importante, oppure se le nostre condizioni fisiche per esempio ci dicono e ci autoimpongono appunto con quella prudenza e buonsenso che evidentemente non stiamo così bene, o magari abbiamo preso troppo sole, perché chiaramente lo shock termico è un altro elemento. Lo che shock termico. Assolutamente sì, il fatto di aver preso, essere rimasti sotto il sole, magari non sotto l'ombrellone, a 45 gradi con la classica mite temperatura siciliana, e poi entrare in acqua, chiaramente quello shock termico magari a una persona perfettamente in salute non reca nulla, a una persona che in quel momento è in uno stato di salute magari non ottimale potrebbe creare dei problemi. Quindi ecco, quella prudenza e buonsenso. Negli stabilimenti balneari comunque noi dobbiamo sapere che c'è sempre un servizio di salvamento e un'infermeria, quindi rivolgersi anche a quelle persone che sono titolate al salvamento ma anche al primo soccorso per segnalare quelli che possono essere degli stati problematici o comunque di In tanti pericolo. ci dedichiamo ad andare sott'acqua per vedere i fondali in apnea, lì ci vuole una serie di accortezze immaginabili, ci vuole ricordare le principali. Assolutamente, anche lì per tutti quelli che sono i fruitori del mare, sia esso apnea ma anche per i diving, l'ordinanza balneare detta tutta una serie di norme, tra cui appunto le principali. Noi conosciamo benissimo la famosa bandiera di segnalamento delle immersioni, quindi la bandiera rossa e bianca, da cui tutte le unità alla visione di quella bandiera devono tenersi lontani almeno 100 metri. Poi ci possono essere... Quando c'è la bandiera vuol dire che lì ci sono... c'è persone che sono in immersione, che siano in esse ovviamente in apnea o diving, e quindi da quella bandiera noi dobbiamo tenere un raggio di sicurezza di 100 metri, perché potrebbe abbiamo un esserci mezzo, un gommone, un mezzo da diporto, ovviamente magari il bagnante può avvicinarsi, sì, assolutamente, tolto il fatto che normalmente queste attività si svolgono distanti dalla costa, perché c'è bisogno di profondità e quindi normalmente non sono zone dedicate alla balneazione, ma zone appunto dedicate. Parliamo invece delle famose imbarcazioni, dai gommoni che uno magari si affitta, dice facciamo una gita, andiamo, che bello, fino alle barche un po' più importanti. Assolutamente, soprattutto per quello che è il noleggio delle imbarcazioni, in tutti i circoli nautici o comunque in tutti gli approdi turistici, anche lì noi troveremo fissa l'ordinanza balneare e l'ordinanza sempre dell'autorità marittima che regola il noleggio, con scritta tutta una serie di regole. Le principali che noi dobbiamo sapere è che appunto una qualsiasi imbarcazione da diporto, tolto il fatto che ovviamente deve stare almeno a 300 metri dalla costa, come c'eravamo detti, metri. perché ci sono i 200 metri riservati alla balneazione, i 100 metri di rispetto e i 300 metri, quindi partire dai 300 metri, ma poi tra i 300 metri e i 1000 metri dalla costa deve mantenere una velocità inferiore ai 10 nodi.
10 nodi vuol dire circa 18-20 km/h di velocità terrestre, quindi comunque una bassa velocità. Questo per garantire appunto quello che dicevamo, poter osservare il pericolo e poter reagire in tempo, e quindi ovviamente questo fino a un chilometro. Fino a un chilometro dalla costa io devo tenere quella velocità, questo basso regime di velocità. Altri suggerimenti? Altri suggerimenti, innanzitutto controllare sempre che quando per esempio si noleggia un'unità ci sia il carburante necessario ad affrontare la navigazione che dobbiamo fare, che sembra un consiglio banale ma in realtà non lo è, no. Perché poi spesso magari ci si allontana per godersi i tratti di costa e poi si rimane in panne in mezzo al mare. Ma quando si rimane in panne invece, ammettiamo per altri motivi, magari qualcuno non si sente troppo bene oppure uno non riesce a riaccendere il motore, che si deve fare? Il consiglio è quello sempre, come abbiamo detto, di attivare il 1530, quindi il numero blu della Guardia Costiera, o il 112, il numero quindi portarsi 2. il telefonino? Assolutamente sì, anche se ormai al giorno d'oggi tutti abbiamo almeno un telefonino, non sai, quindi chiamare immediatamente questi numeri per attivare appunto la sala operativa e ricevere dalla sala operativa le eventuali istruzioni, ma è comunque l'arrivo di una vedetta che poi gestirà l'emergenza nel modo più appropriato. Andiamo alle cose un po' più specifiche, che sono un po' più ridotte quelle che lo fanno, però ci sono zone per esempio dove ci sono molti surfisti, windsurf innanzitutto, e adesso anche da noi per esempio a Catania molti surfisti che cercano l'onda, quindi esattamente come in California si mettono lì squadre intere che poi dopo finalmente si alzano in piedi alla ricerca dell'onda. Lì quali sono i suggerimenti importanti? Allora lì aggiungiamo tra l'alro alle discipline anche il kitesurf, che negli ultimi anni ha avuto, esatto, lì proprio ci sono delle piroette in aria. Tutti questi che fanno queste discipline nautiche dovranno approcciare al mare attraverso i corridoi di lancio, quindi noi troveremo dall'inizio proprio del prospiciente tratto di costa, troveremo dei corridoi che attraversano in maniera longitudinale la zona riservata alla balneazione e che sono delimitati anche lì da delle boe che normalmente sono gialle o di colore arancione. Coloro che si apprestano a fare queste attività sportive devono iniziare, quindi entrare in acqua da questi corridoi di lancio, poi portarsi a una distanza almeno di 300 metri, nuotare o camminare o insomma quello che comunque riscaldando anche il corpo. Però gli altri glielo possono in qualche modo sollecitare questo? Sempre attraverso però il corridoio di lancio, cioè ci possono essere per esempio delle unità che siano dedite per esempio al traino di queste tavole, però, e quindi per esempio un moto d'acqua pensiamo, ma sempre attraverso il corridoio di lancio, è l'unico sistema per un non bagnante per approcciare alla costa e superare quel tratto destinato alla balneazione. Giusto. Il corridoio di lancio è fondamentale. Assolutamente sì, e ogni stabilimento balneare ne ha. Dicevamo kitesurfing, che volano questi qua, che ci fanno paura certe volte. Riescono, sì, è bellissimo, però è un colpo d'occhio, perché poi tutte queste vele sono tutte colorate, quindi devo dire che il mare è sicuramente un colpo d'occhio. Loro chiaramente tengono una distanza maggiore dalla costa, quindi anche perché hanno bisogno di un vento, quindi un vento in quota più maggiore, intenso, perciò ovviamente il vento si distanzia normalmente dalla costa. A proposito, le moto d'acqua, che tanto, come dire, non è che sono tanto amate da chi si è sdraiato al sole per prendere il sole finalmente, no? E diciamo che l'uso non prudente e non sicuro delle moto d'acqua ci fa paura, perché poi la moto d'acqua è un'unità di porto che, se usata in maniera corretta e responsabile nel rispetto degli altri, è un bellissimo mezzo. Ovviamente però è un mezzo che porta a una velocità, e quindi anche lì per le moto d'acqua c'è una distanza dalla costa di almeno 1000 metri, quindi ma questo è importantissimo. Assolutamente sì. Oltre 1000 metri, diciamo, sono parecchi, anche perché un bagnante è difficile che possa raggiungere 1000 metri. Vedo pochi che stanno a 1000 metri. Però quella è la distanza alla costa che viene imposta, e oltre per la moto d'acqua ci vuole un titolo, perché mentre io l'imbarcazione da diporto la posso noleggiare se il motore per esempio è inferiore ai 40 cavalli, per la moto d'acqua, qualunque sia la potenza, ho bisogno di una patente nautica, quindi chiunque porta e quindi conduce una moto d'acqua assolutamente ha una patente nautica, e perciò il presupposto è che quello di avere un titolo e si conosca meglio le regole del mare, le leggi e quello che lo regola. Bene, si è dato una serie di suggerimenti preziosissimi. L'ultima cosa che dobbiamo ricordare in generale quando andiamo
con la famiglia, andiamo a passare una domenica, a passare dei giorni di vacanza, quella è la cosa fondamentale. E che ci dobbiamo divertire, ma ci dobbiamo divertire appunto con responsabilità, con serenità, nel rispetto degli altri, dell'ambiente, perché è un ambiente importante quello che ci dobbiamo portare come patrimonio e dobbiamo portare ai posteri, e poi appunto leggere e rispettare le regole che sono prescritte dalle ordinanze di sicurezza balneare. Grazie al comandante Marco Ferreri, capo sezione operativa della Guardia Costiera di Catania. Ricordo il numero blu 1530 e naturalmente il 112, come ci ricordava lo stesso comandante. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco ci occuperemo d'altro, ci occuperemo di sicurezza nelle strade. A dopo, state con noi, buongiorno Sicilia. Allora, sicurezza stradale in prima linea, dopo quella naturalmente al mare. È con noi due ospiti importanti, il vicequestore della Polizia Stradale Angela Cannarozzo e il commissario della Polizia Stradale Gabriele Ferraro. Buongiorno, benvenuti entrambi. È in corso una campagna che all'inglese sarebbe Alcohol and Drugs, cioè contro le bevande alcoliche e le sostanze stupefacenti, che la polizia sta, come dire, realizzando fino a domenica, mi pare. Fino a domenica, fino sì. A domenica. Perché questo è un periodo particolarmente importante, vero? Sì. Praticamente la campagna appunto è partita ieri, è una campagna europea finalizzata, la campagna europea finalizzata al contrasto della guida sotto l'influenza dell'alcol e dell'alterazione dello stato psicofisico del conducente che ha assunto le sostanze stupefacenti. L'obiettivo appunto delle comunità europee è quello di ridurre le vittime degli incidenti stradali entro il 2030 e azzerare gli incidenti stradali entro il 2050. Ed è purtroppo l'assunzione di alcol e droghe è in aumento invece. Sì, diciamo che è in aumento, e consideri che una bassa percentuale di conducenti a livello europeo, quindi il 5%, causa circa il 20% di incidenti con lesioni gravissime o addirittura la morte. Quindi per chi guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche ne causa il 20% a livello europeo. La responsabilità è molto grossa. Certo, molto grossa, sì. Allora, voi come vi muovete in questa fase dove siete attivi tutto l'anno, sì, come è giusto che sia, però questa campagna come la svolgete? Abbiamo previsto servizi mirati nell'arco delle 24 ore, soprattutto nelle strade che adducono alle cosiddette locali della movida, e tutti i conducenti vengono sottoposti al controllo col precursore Alcoblob. Se poi risultano positivi viene appunto sottoposto il conducente all'etilometro. Naturalmente in caso di visiva alterazione del soggetto viene sottoposto anche al precursore per quanto riguarda la droga, trasportando il soggetto in ospedale appunto per gli accertamenti clinici. Quindi deve lasciare il mezzo, viene messo in sicurezza da voi? Certo, verrà comunque condotto presso una struttura ospedaliera per fare gli accertamenti proprio previsti. Certo. Organizziamo anche dei servizi unitamente al nostro personale sanitario, pertanto nell'occasione gli accertamenti vengono fatti direttamente su strada. E questa campagna si svolge fuori città o anche nelle città? Sia fuori città che anche nelle città, e comunque va in affiancamento all'attività che già facciamo quotidianamente alla Polizia Stradale, che fa tutti i giorni. Normalmente. Qui ci sono i dati che sono numeri che sono impressionanti, però non ci fanno capire. 640.000 conducenti, 13.000 dei quali sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica nel 2023, quindi 13.000, mentre 1.300 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ai quali anche avete confiscato alcune volte i veicoli. Sì, perché l'ipotesi più grave prevede appunto il sequestro e fine la confisca del veicolo, sempre che non appartenga a persona
diversa dal conducente. Perché non è suo, in quel caso Esatto. bisogna avvisare. Bisogna avvisare il proprietario. Altrimenti c'è la confisca. C'è la confisca del veicolo. Sì, ma vedete, questa campagna, oltre ad essere rivolta a una forma di controllo nei confronti dei conducenti, è anche una campagna che va ad informare gli utenti, quindi anche con i mezzi di informazione, quale potrebbe essere questo, informiamo gli utenti e poi insomma. Perfetto. È sempre una forma di prevenzione. Prevenzione. E di questo vogliamo parlare adesso, perché ammettiamo che noi siamo automobilisti regolari, senza alcol e droga. Quali sono le cose di cui dobbiamo tenere presente? Che dobbiamo tenere presente? Ma sempre per quanto riguarda, diciamo, la condizione psicofisica del conducente, no? Cioè non solo il fatto di non assumere sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti prima di poter guidare, nella maniera più categorica, dico io, perché anche se c'è, diciamo, per quanto riguarda i conducenti professionali e i conducenti neopatentati, la tolleranza è zero. Io penso che la tolleranza zero dovrebbe essere per tutti i conducenti, quindi arrivare a una forma di educazione nei confronti di chi guida, di capire proprio questo concetto. Quindi tolleranza zero per chi si mette alla guida. Infatti non a caso delle volte mi è capitato di incrociare giovani che uno dei quali non beve e dice perché io poi sarò quello che riporterò a casa tutti quanti. Dovrebbe essere così, noi, magari i ragazzi forse vengono più sensibilizzati per le campagne che facciamo noi di educazione stradale, no? Quindi chi è colui, diciamo, che viene designato dagli altri ragazzi a ricondurre tutti a casa, quella sera non beve. Non beve. No, e questa è una cosa anche, come dire, facilmente realizzabile, non è la fine del mondo. Se no, uno non è assolutamente a turno uno non beve, voglio dire, poi insomma non bere, esatto. Meglio così. Altri suggerimenti? Altri suggerimenti, naturalmente, a parte lo stato psicofisico del soggetto, è il rispetto delle regole e tenere sempre un comportamento corretto. E qui entriamo con il capitolo telefonini e video vari. Sì. Ho visto, adesso non faccio, ma ho visto gente alla guida seguire gran premi automobilistici mentre guidavano. Sì, gran premi automobilistici. A volte, se magari vedono che è successo qualche fatto, un incidente per strada, sono subito pronti lì a documentare mentre guidano l'avvenimento. I cosiddetti curiosi. Ecco, questa è una cosa che assolutamente comunque non va l'elemento della distrazione è un elemento fondamentale. Poi suggerite sempre di mettere il viva voce, no? di evitare di avere anche la distrazione del video, anche se uno lo appoggia lì nell'apposita fessura. È comunque una fonte di distrazione, quella sicuramente, quindi l'auricolare sicuramente, oppure il viva voce abbinato al telefono. Già. E la causa principale degli incidenti rimane l'alta velocità o la distrazione sicuramente. E anche la velocità. La velocità e la distrazione. Sì. E in Sicilia come siamo, come reagiamo noi? Siamo messi bene? Meglio, diciamo peggio che siamo di messi altri? bene, anche perché i controlli ci sono sempre nell'arco delle 24 ore, le sanzioni pure ci sono e soprattutto facciamo tantissima campagna di prevenzione, anche nelle scuole, campagne di prevenzione, anche queste le previste dalla Roadpool sono sempre campagne di prevenzione, perché noi l'attività di polizia prima è prevenzione e poi repressione. E il fatto di dare alla stampa la notizia che sono in corso queste campagne aiuta anche a prevenire comportamenti scorretti da parte degli utenti. Certo. E questo vale anche nelle situazioni delle città urbane. Vedere un lampeggiatore la sera, vedere un lampeggiatore comunque è rassicurante un po' per tutti. Sicuramente, Forse meglio persino della telecamera, che la telecamera serve dopo purtroppo. Sì. È vero, invece bene, allora ci congratuliamo con voi, vi ringraziamo per l'impegno che esercitate e la sicurezza che suggerite e gli strumenti che ci segnalate. Grazie alla vicequestore della Polizia Angela Cannarotto, al commissario della Polizia Stradale Gabriele Ferraro, e speriamo di essere stati utili, anzi siamo certi di essere stati utili grazie ai nostri ospiti. State con noi, adesso facciamo una breve pausa e dopo aver parlato di sicurezza in mare, sicurezza in strada, parliamo del tempo. Arriva il solleone, 40 gradi previsti e poi vedremo i particolari. State con noi, buongiorno Sicilia.
Adesso è il momento di parlare del tempo, del gran caldo previsto per i prossimi giorni. Lo facciamo con Edoardo Ferrara, meteorologo che è in collegamento con noi. Lo vedo qui sul lato destro. Ecco qua, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Da che parte si trova? Da lei fa caldo già o ancora si respira? No, allora sono in Lombardia e si respira ancora. Ah, in anche se Lombardia. fa caldo. Bene. Ma Allora, vi dirò la verità, qui il caldo è ben accetto dopo 3 mesi di pioggia. già, avete avuto un sacco di guai e siamo solidari con voi. Noi qui siamo in Sicilia invece, dove abbiamo un problema, non dico opposto, ma molto simile all'opposto, cioè la siccità. Agricoltori e allevatori, ne parliamo ormai da decine e decine di giorni, riguardano anche le città come Agrigento, città come Messina, ma insomma un po' tutte, dove l'acqua è razionata, dove certe volte si fa la guerra dell'acqua, la guerra dei rubinetti fra i vari comuni, e poi soprattutto l'agricoltura e l'allevamento di bestiame, di animali in ginocchio per la siccità. Allora, la domanda che le faccio io è questa qua, per capire, dottore, è dovuta al cosiddetto cambiamento climatico questo o c'è sempre stata? Diceva, voi vi dimenticate, ma ogni anno è sempre stato così. Sì, come avete giustamente introdotto, la Sicilia sta vivendo un problema diametralmente opposto. E diciamo che periodi siccitosi in Sicilia e anche caldo intenso ci sono sempre stati, però stanno aumentando di frequenza, questa è la differenza rispetto al passato, ossia abbiamo masse d'aria calda sempre più calda, quindi le ondate di calore che raggiungono l'isola risultano più durature e anche più intense, con maggiore frequenza rispetto al passato recente quantomeno, e anche le fasi, diciamo, siccitose possono essere più durature, per quanto questo non significhi che non piova più, ma cambia la distribuzione delle piogge. Esatto. E questo è dovuto al fatto, in parte, lei già lo ha detto, in parte al fatto che ci sono i cambiamenti climatici, ci sono, è inutile fare finta che non è cambiato nulla. La Sicilia non solo, ma tutto il Mediterraneo in generale, l'Italia sono uno degli hotspot climatici, ovvero stanno subendo con maggiore incisività rispetto ad altre parti del mondo il cambiamento climatico. E ce ne accorgiamo tutti i giorni, diciamo, quando arriva un'ondata di caldo da Nord Africa piuttosto che dalle latitudini subtropicali, risultano mediamente molto più intense rispetto al passato e quindi si raggiungono con, diciamo, quasi una facilità impressionante, picchi di oltre 38-40 gradi, come sarà il caso ad esempio dei prossimi giorni. Già, e questo è il riscaldamento globale. Allora adesso arriva Minos, che voi definite anticiclone. Ogni tanto quando sentiamo le previsioni sentiamo sta cosa, l'anticiclone, ma che vuol dire? Allora, va fatta l'attualizzazione, diciamo che il nome Minos che sentite è un artifizio prettamente mediatico. In realtà l'alta pressione è sempre la stessa, è un anticiclone di tipo subtropicale e significa che si alimenta appunto di masse d'aria calda di estrazione subtropicale. Nel nostro caso può essere o l'anticiclone delle Azzorre, che è lui, oppure l'anticiclone nordafricano, che anziché arrivare appunto dall'Oceano Atlantico, risale dal Nord Africa e raggiunge l'Italia. Ed è il caso di questi giorni, in cui appunto questa cupola anticiclonica africana dalla Libia, dall'Algeria e dalla Tunisia risalirà verso l'Italia e chiaramente la Sicilia sarà una delle prime zone interessate con masse d'aria molto calda, però è sempre l'anticiclone africano. Finalmente abbiamo chiarito questa cosa. Non mancheranno i temporali estivi, vero dottor Ferrara? No, allora diciamo che sull'isola questa settimana non pioverà proprio. Qualche temporale anche di forte intensità interesserà più che altro il nord Italia, però diciamo sul fronte della siccità non ci sono buone notizie per la Sicilia, perché almeno nei prossimi 8-10 giorni non si intravedono precipitazioni e comunque anche i temporali estivi per loro natura colpiscono in modo molto localizzato e quindi non risolverebbero il deficit idrico dell'isola, ci vogliono perturbazioni organizzate. Infatti ieri non a caso c'è stata la giornata organizzata dall'ONU, giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, a cui ormai la Sicilia si può iscrivere di diritto, no? Diciamo, purtroppo
vista la situazione. Ci fa, visto che siamo con lei, approfittiamo della sua presenza, una previsione per le prossime giornate, le giornate che dovrebbero essere più calde, quelle risultano a noi mercoledì, giovedì, venerdì, è così? Sì, confermiamo, da mercoledì apice dell'ondata di caldo sulla Sicilia, ma in generale su gran parte d'Italia, quindi sarà una settimana rovente. Tra mercoledì e venerdì avremo picchi anche di oltre 38-40 gradi sulle zone interne, in particolare sul Nisseno, l'Ennese, la Piana di Catania e un po' tutta la zona di Ragusa e Siracusa. Qualche grado in meno lungo le coste grazie alle brezze marine che mitigheranno un po' la canicola, ma qui si farà sentire di più l'afa e quindi paradossalmente il caldo potrà essere più fastidioso rispetto all'entroterra. Poi nel weekend ancora sole prevalente, però arrivano quantomeno un po' di venti un po' più freschi da nord che faranno calare qualche grado soprattutto sulla Sicilia tirrenica. Ecco, e che estate sarà poi in generale? Adesso so che voi non fate previsioni a lunghissima scadenza per ragioni ovviamente di scientificità, però insomma, vista la sua esperienza, visto quello che voi conoscete statisticamente, che tipo di estate ci aspetta? Sarà tutta così, diciamoci la verità, dottore? Allora, è un po', diciamo, come lei giustamente ha sottolineato, prematuro, cioè non ha una valenza particolarmente scientifica. Tuttavia ci sono degli indicatori che ci fanno pensare che almeno per la Sicilia sarà un'estate sicuramente più calda della norma e molto secca, quindi potranno esserci nuove ondate di caldo africano, e però speriamo che non sia una replica di quello dello scorso anno, che è stata veramente eccezionale. Esatto. Io leggevo stamattina da qualche parte, quando preparavamo il programma, che a Catania, dove noi ci troviamo per trasmettere, piove ormai quanto in Marocco e in Libia, praticamente non piove praticamente più, è una cosa del genere. Che ne pensa? Diciamo che va fatto poi un distinguo, c'è un trend verso, diciamo, una distribuzione diversa delle piogge, fasi siccitose e prolungate che stanno aumentando di frequenza in area mediterranea, ma come dicevo prima questo non significa che non possa piovere, lo fa magari in modo diverso, magari si aprono poi delle fasi temporalmente ristrette di piogge ma molto intense, che poi creano i problemi che tutti conosciamo, perché comunque l'Italia è un territorio fragile. Faccio un esempio del nord che per 2 anni ha avuto condizioni di siccità anche severa, in particolare sul nord-ovest, e questa primavera ha ribaltato completamente le sorti andando da un estremo all'altro, e ci siamo ritrovati fragi, alluvioni continue che hanno praticamente ribaltato la situazione. Questo per dire che il cambiamento climatico non necessariamente implica uno stop totale alle piogge, ma una estremizzazione della siccità piuttosto che della pioggia intensa. Esatto, vabbè, dobbiamo lasciarci, ci lasciamo con questo Minos che ci sta già un po' antipatico, perché gli date questi nomi? Ecco, no, Caronte, Minos, devo dire non è farina di sacco di Trevimeto, è una cosa mediatica, noi le reputiamo l'anticiclone, lo chiamiamo sempre il suo nome, cioè africano, subtropicale o delle Azzorre. Questo è chiaramente un anticiclone africano, non c'è il minimo dubbio, sole e caldo che ci aspettano per i prossimi giorni, compresi i 40 gradi e forse anche di più. Grazie a Edoardo Ferrara, il nostro meteorologo che stava un po' più al fresco di noi dalle parti di Milano. Per oggi sì. Grazie a voi. Grazie a lei, buon lavoro. Adesso è il momento di dare un'occhiata al nostro almanacco. Le Nazioni Unite hanno deciso di promuovere una nuova giornata internazionale dedicata al contrasto dell'hate speech, ovvero dei discorsi d'odio, che a partire dal 2022 si celebrerà il 18 giugno di ogni anno. L'hate speech viene descritto come qualsiasi tipo di comunicazione orale o scritta o comportamentale che attacca o utilizza un linguaggio peggiorativo o discriminatorio in riferimento a una persona o a un gruppo sulla base della loro identità. Si può creare energia dalla materia? Massa ed energia, due grandezze apparentemente diverse, sono equivalenti, come scoperto da Einstein nel 1905.
Per esempio, la trasformazione della massa di un solo grammo libera la stessa energia della combustione di 2220 tonnellate di petrolio, sufficienti per riscaldare per un anno 1500 appartamenti di medie dimensioni in Italia. Non parliamo di riscaldamento in questo momento, per favore, lo facciamo per voi naturalmente che siete in ascolto, e anche per Marco che beve il caffè. Oggi scommetto che te lo prendi freddo per il caldo che fa, o è ancora caffè caldo quello lì? È tiepido, sì, perché il secondo lo faccio prima. Mi piace perché sai stare allo scherzo, grazie Marco. Marco Amato e le stelle. Bene, allora, oggi ho scelto una tazza pop perché vi parlo un po' di rock mentre il caldo avanza e le ondate di caldo vengono chiamate coi nomi dei mitologici dei giudici infernali danteschi. Chissà perché, magari perché sono delle sentenze queste ondate di caldo, come si dice al mio paese. Comunque, allora, torniamo al rock e al pop, che sono argomenti che mi piacciono tanto. Volevo raccontarvi come zodiacalmente le stelle vedono il successo redivivo di un gruppo musicale che parte della storia della musica internazionale, ovvero quello dei Green Day. 80.000 persone più sono accorse al loro più grande successo europeo in termini di afflusso. Ebbene, si sono esibiti all'ippodromo di Milano, generando un grandissimo successo di pubblico. Ma cosa festeggiano in particolare? Perché questo resume di questo gruppo così importante? A ben 30 anni dall'uscita del loro LP che li consacrò come un gruppo importantissimo, che si chiama Doji, ecco che adesso, dopo 20 anni da American Idiots, contemporaneamente oggi ripropongono entrambi gli album che sono un po' la memoria storica del percorso musicale di questa grande band. Il loro successo a cosa si deve? Ebbene, al loro capitano, perché proprio Billy Joe Armstrong, che fa parte del segno zodiacale dell'Acquario. Vi ricordo che l'Acquario è il segno statisticamente meno diffuso su tutta il pianeta. Sono pochi gli Acquario rispetto agli altri segni zodiacali, segno della genialità, dei suoni elettronici e di tutto quello che è nuovo, innovativo e che rompe la regola. L'Acquario è particolarmente avvantaggiato in questo momento proprio perché Giove, il pianeta della fama, dell'abbondanza, del successo, delle grandi ascese, delle discese ardite, delle risalite, è in Gemelli. E cosa succede allora? Che i segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, sono tutti molto portati per ritrovare una gloria e una grandezza espansiva che gratifica moltissimo le loro carriere e le loro vite. Ebbene, i Gemelli un po' su tutti i piani della loro esistenza, proprio perché sono diventati da poco il segno dell'anno con la presenza di Giove. La Bilancia recupera decisamente sul piano affettivo, ma anche legale, economico, amministrativo, una bilancia che adesso fa la bilancia, quindi che ordina un po' tutto. E l'Acquario, innovativo e originale come sempre, questo sarà il periodo fino al 2026 nelle vostre vite in cui partorirete i progetti più geniali che avete mai partorito. Ebbene, oggi la Luna trova conforto tra le braccia di un austero Saturno, proprio perché gli astri non parlano sempre di futuro, ma anche di passato e di piccole cose, perché sono quelle che nel quotidiano, proprio perché il divino presente è figlio di un passato e non può diventare futuro se non si tengono in considerazione tutti i percorsi finora fatti. Ebbene, l'Ariete, il Leone e il Sagittario, il Fuoco recuperano un po' in termini di dialettica affettiva l'Ariete. Il Leone vorrebbe controllare un po' tutto, non è periodo, cari Leone, rassegnatevi. Il Sagittario invece è più libero, è più leggero, è più agile, quindi tenterà delle sortite migliorative nella sua vita. Ebbene, cosa fanno i Terra, Toro, Vergine e Capricorno? Questa è una luna e un aspetto molto congeniale, soprattutto a Toro e Vergine, proprio perché fissano concetti e contrattualizzano su delle cose oggettive che porteranno molta fortuna in futuro. Il Capricorno sta a guardare, avete lavorato abbastanza, quindi adesso statevi un po' in panchina, vi fa bene ogni tanto osservare. Acqua, per ultimi, Cancro, Scorpione e Pesci, dolcissimi, recuperano, sogni
legami affettivi, voglia di costruire affetti, famiglia e case nuove per il cancro, mentre invece lo Scorpione è assolutamente più fervido e veemente nell'affermare nuovi progetti e una nuova passione creativa che finalmente lo pervade. Uno Scorpione redivivo. Pesci, con la sua dolcezza salvifica e avvolgente, oggi è giornata un po' nostalgica, qualcosa del passato, una ricorrenza, un dolce ricordo di un affetto lontano o antico. Oggi sarà il leitmotiv dei Pesci. E detto questo, cari signori, vi auguro una splendida mattinata e buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, carissimo Marco, con la tua tazzina rock. Sì, stupenda, devo dire. Complimenti anche per questo. Noi adesso diamo un'occhiata ancora ai giornali? Sì, per parlare della maturità, domani al via, Val d'Italia dice no al nozionismo, e quindi bisogna evitare. E poi sempre sulla maturità artificiale, domani c'è il via al tema di italiano per oltre 500.000 di studenti. Secondo un sondaggio 2 su 3 si preparano con strumenti come ChatGPT. Insomma, non chiedere all'intelligenza artificiale di fare un tema di italiano, perché... Ma no, perché poi commettono anche parecchi errori. Vabbè, lasciamo stare che è un discorso lungo, ci sono molte inesattezze nelle cose che scrivono. Vabbè, allora andiamo indietro nel tempo. 18 giugno del 1815, è una data famosa questa. Napoleone Bonaparte viene sconfitto a Waterloo. Chi fa la maturità domani questa lo deve sapere. La battaglia dura 8 ore, una delle più cruente del XIX secolo. La sconfitta di Napoleone porta alla sua abdicazione, cioè va via dal trono di Francia per la seconda volta. 18 giugno, siamo al 1836, Carlo Alberto di Savoia, su proposta del generale Alessandro La Marmora, istituisce con regio brevetto il Corpo dei Bersaglieri, una specialità dell'arma di fanteria dell'esercito italiano. E sempre il 18 giugno, ma del 1956, pianoforte elettrico trasportabile. Arriva il primo praticamente di questi strumenti, e della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Il primo esemplare arriva questo giorno. Qui parliamo di uno dei misteri dell'Italia recente, alla fine del banchiere di Dio cosiddetto. Questo signore qui si chiamava Roberto Calvi, che viene ritrovato appeso, impiccato in un ponte di Londra, il Blackfriars Bridge. Calvi era stato presidente del Banco Ambrosiano, aveva stretto naturalmente rapporti stretti con il Vaticano, ma anche con importanti esponenti mafiosi. Gli stessi contatti legati a Cosa Nostra saranno ritenuti responsabili della sua misteriosa uccisione. E adesso arriviamo invece al 18 giugno del 1983, Sally Ride, la prima astronauta donna statunitense, la stiamo vedendo in questa foto, a raggiungere lo spazio. Lo fa, se la prende comoda. Lo fa a bordo dello Space Shuttle Challenger nella missione STS-7. Prima di lei solo 2 donne sovietiche avevano compiuto la stessa impresa. E il 18 giugno del 2012 l'Italia Los Cobos si classifica terza alla G20 con il 90% degli obiettivi centrati rispetto agli impegni assunti in ambito internazionale rispetto al meeting di Cannes. Prima la Gran Bretagna, seconda l'intera Unione Europea, al sesto posto c'è la Germania. E ora arriviamo al 18 giugno del 2016, Alessandro Amoroso lancia il singolo Vivere a colori, la vedete lì, eccola qua, sta cantando, terzo estratto dall'album omonimo, scritto e composto da Elisa. Il brano è un inno all'amore, in senso largo, inteso come gioia di vivere, serenità, voglia di sorridere di fronte a tutti i colori che dipingono la realtà. È con questo augurio che vi lasciamo a vivere a colori, perché possiate vivere anche voi oggi questa giornata a colori. Noi ci rivedremo domani, grazie e buona giornata a Buongiorno Sicilia.